Continuano le ricerche di Luca Tacchetto, il giovane di Vigonza svanito nel nulla in Burkina Faso assieme ad una ragazza canadese. Secondo un imprenditore del posto sarebbero stati visti una settimana dopo la scomparsa. Le autorità canadesi non escludono l'ipotesi del rapimento. Intanto nel paese del trentenne, figlio dell'ex sindaco di Vigonza, ha organizzato una fiaccolata di solidarietà e preghiera per i due giovani. Fecero eruzione alla riunione di un'associazione di Como in cui si discuteva di migranti, chiuse le indagini su 13 esponenti di Veneto Fronte Schined accusati di violenza privata. Caso migranti, per legge i porti sono aperti, bufera politica sulle parole del presidente del porto di Venezia, Pino Musolino. Depositate le motivazioni della sentenza contro il pizzaiolo condannato per l'omicidio dell'ex moglie Mariarca Musile di Piave, la rabbia della famiglia della donna, troppo pochi 20 anni. Strade di sangue nel veronese, automobilista si ribalta con la vettura e muore, il corpo trovato dopo ore. Nel trevigiano denunciato una 23enne, prima ha investito un uomo, poi è scappata ed è andata a fare shopping con il fidanzato. In migliaia durante il weekend nella Marca per i roghi del Panevin, tra festa e tradizione, ma resta la polemica sulle PM10 e Treviso è costretta ad inasprire il blocco del traffico. Da domani stop anche ai diesel Euro 4. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'avete sentito, in primo piano la scomparsa in Burkina Faso di Luca Tacchetto, il giovane di Vigonza svanito nel nulla assieme ad una ragazza canadese. Proprio in questi minuti è in corso a Vigonza una fiaccolata di preghiera e di solidarietà per i due ragazzi. Andiamo quindi subito in diretta a Vigonza, ci colleghiamo con i nostri inviati Guido Barbato e Andrea Benetti. Buonasera Guido. Buonasera a tutti da San Vito di Vigonza, una partecipazione piuttosto numerosa, devo dire, almeno 150 persone sono usciti da poco al rintocco delle 18:30 dalla chiesa di San Vito di Vigonza per affrontare un breve tratto che li condurrà a un capitello mariano. Hanno pregato ovviamente per Luca, hanno pregato per Edith e per i familiari di Luca Tacchetto, in particolare insomma, saprete che lui è il primo dei 4 figli dell'ex sindaco di Vigonza, Nunzio Tacchetto, che appunto ha retto questa amministrazione comunale per 10 anni fino alla primavera del 17. Dicevo, molta partecipazione, molto composta, ovviamente si tratta di una cerimonia religiosa, c'è stato un primo momento di preghiera prima all'interno del tempio appunto intitolato a San Vito e dopodiché le persone sono uscite dalla chiesa munite, come vedete dalle immagini del collega Benetti, di lumini colorati e molto silenziosamente, non si sta cantando, non si sta pregando ad alta voce, ma ognuno insomma sta tenendo nel suo intimo il pensiero da dedicare appunto al concittadino Luca Tacchetto e alla sua fidanzata. Per quanto riguarda le possibili novità su quello che sta succedendo, che può essere successo a questi ragazzi e all'intenso lavoro diplomatico che probabilmente è in corso nel paese dell'ovest dell'Africa, vi facciamo vedere il nostro primo servizio che ha realizzato il collega Filippo Fois. Luca Tacchetto, il trentenne figlio dell'ex sindaco di Vigonza scomparso in Burkina Faso, sarebbe stato visto assieme alla sua compagna di viaggio canadese Edith Blais attorno al 22 dicembre ad una 50 di chilometri dalla capitale dello Stato africano. La notizia dell'avvistamento, che cambierebbe la data di sparizione dei ragazzi, fino ad ora fissata al 15 dicembre, è arrivata dall'imprenditore canadese Patrick Gagnon attraverso un quotidiano canadese. Le informazioni dell'imprenditore, che si trova in Burkina Faso e che sta aiutando gli investigatori nella ricerca degli scomparsi, restano comunque da verificare. L'uomo non ha visto direttamente Luca ed Edith e l'informazione che gli è stata riferita da amici è al vaglio anche dei funzionari della Farnesina. La Procura di Padova intanto ha aperto un fascicolo nel quale sono finiti tabulati telefonici, prelievi di denaro, pagamenti e passaggi autostradali di Luca Tacchetto. Tutte queste informazioni, inclusi anche i dettagli del viaggio che i due giovani hanno raccontato ai genitori di Luca, saranno trasmessi alla Procura della Repubblica di Roma, competente per le persone italiane scomparse all'estero. Il governo canadese intanto non esclude l'eventualità del rapimento. Per le ricerche si sono mossi anche gruppi di missionari italiani impegnati in Africa, attivando la fitta rete di conoscenze di cui dispongono nell'area.
La sorella di Edith ha aperto una pagina Facebook dedicata proprio a far arrivare in tempo reale le segnalazioni di eventuali avvistamenti. Questa è appunto la situazione delle ultime notizie possibili, probabili, le più certe che riusciamo a darvi su appunto la vicenda dei due giovani scomparsi in Burkina Faso. Ci ha raggiunto il vice sindaco di Vigonza, Simone Bison, che non è qui soltanto per rappresentare l'amministrazione comunale, ma insomma con Nunzio Tacchetto, con Luca Tacchetto c'è anche una conoscenza personale. Che cosa sperate? Beh, allora, innanzitutto ci sono tante cose da dire, ce ne sono anche poche. C'è la speranza che Luca possa tornare con noi, c'è l'angoscia di non saper nulla e ovviamente sì, c'è un rapporto amministrativo con Nunzio perché abbiamo fatto un percorso appunto politico assieme, ma soprattutto c'è una grande amicizia che dura da tantissimi anni, la sua famiglia è conosciutissima, i suoi figli sono conosciutissimi, io personalmente anche li conosco, ma in realtà li conoscono tutti. Cosa dire di più? Adesso anche qui a San Vito siamo riuniti solo appunto per darci coraggio, per dare coraggio anche alla famiglia di Nunzio, e è un momento veramente è durissima, è delicato, speriamo bene e che Luca e la sua compagna possano ritornare con noi. Altre parole facciamo fatica a dirle. Lo possiamo immaginare, grazie al vice sindaco Simone Bison. Qual è la situazione in Burkina Faso? Ce l'hanno raccontata quest'oggi i missionari comboniani, sapete che sono insomma in Africa da tantissimi anni, editano una rivista che si chiama Nigrizia, l'esponente più famoso, padre Alex Zanotelli. Ci hanno raccontato stamattina dalla loro diretta esperienza personale com'è il Burkina Faso oggi. Sentiamo. Al servizio degli africani da oltre 100 anni, i padri comboniani, ordine religioso fondato da San Daniele Comboni, conoscono bene il grande continente. Il superiore della comunità di Padova è stato missionario in Togo e fino a 3 mesi fa in Benin, stati che confinano con il Burkina Faso, il paese dove si sono interrotte le comunicazioni di Luca Tacchetto e Edith Blay con i loro familiari a Vigonza e in Canada. Io veramente ho uno sguardo molto bello, molto positivo sul Burkina Faso e mi dispiace che possano succedere cose così. C'è gente che ha un futuro, Non sono disperati o ci può essere qualche frangia di persone che vive ai margini della società e che magari delinque? Oddio, quello sai, può succedere dappertutto, però non è tipico del Burkina. Non un paese di disperati quindi, ma di gente intraprendente con una quantità di malvivenza non superiore a quella di un paese europeo, sostiene il religioso. Si parla che sono in deserto, il Sahel, però i gruppi di donne che coltivano il loro pezzettino di terra esportano ortaggi anche in Benin e in Togo. E è vero che passa il fiume Volta, però non arriva dappertutto. Quindi un'economia anche che ha preso una certa evoluzione. Certo, ma a livello proprio popolare. È questo che vuol dire che c'è un'intelligenza, comunque c'è gente che non si piange addosso, che si dà da fare e che riesce. Da pochi anni in Burkina Faso, letteralmente paese degli uomini integri, il popolo si è liberato da una dittatura che durava da alcuni decenni, instaurando la democrazia. Quello che è stata l'arma vincente, secondo me, è l'intelligenza di questo popolo, che si è trasmessa anche all'esercito, i quali hanno detto: noi lasciamo fare il popolo, e quando l'esercito si mette da parte, la rivoluzione pacifica riesce. Ecco, dopo questa testimonianza molto interessante da chi in Africa ha operato per anni, forse anche decenni, siamo magari un po' più rinfrancati sulla situazione che possono aver trovato Luca Tacchetto e Edith Blay in Burkina Faso. La processione sta lentamente andando verso il capitello Mariano, sempre all'interno della frazione di San Vito, scortata da polizia locale e carabinieri. La partecipazione, come vi ho detto, è stata intorno alle 150 persone. Direi che da San Vito di Vigonza vi saluto e vi auguro una buona continuazione col telegiornale.
Grazie a Guido Barbato ed Andrea Benetti per questo collegamento. Noi proseguiamo con il notiziario. I PM di Como hanno chiuso le indagini sull'irruzione di un gruppo del Veneto Fronte Skinhead del 28 novembre 2017 durante una riunione del movimento Como Senza Frontiere in cui si discuteva di migranti. Sono 13 gli indagati, le teste rasate, avevano fatto irruzione nei locali e secondo i PM preteso silenzio assoluto, costringendo i volontari ad ascoltare l'integrale lettura di un comunicato che stigmatizzava l'attività dell'associazione nella gestione dei migranti giunti a Como e provincia. Bufera sul presidente del porto di Venezia Pino Musolino, autore di una nota che spiega come a norma di legge gli scali italiani siano al momento aperti all'attracco di qualsiasi nave, quindi anche a quelle che trasportano migranti. Sentiamo. Sotto il profilo squisitamente tecnico i porti italiani non sono chiusi. Lo scrive in un post pubblico su LinkedIn il presidente dell'autorità portuale veneziana Pino Musolino. Parole in cui qualcuno ha letto un invito a dirigersi verso Venezia all'equipaggio della nave Sea-Watch del Mediterraneo con 49 migranti a bordo. Il Ministero dell'Interno, spiega Musolino codice alla mano, può vietare lo sbarco di passeggeri ma non l'ingresso né l'approdo di navi nei porti, competenza riservata dalla legge esclusivamente al Ministero dei Trasporti, che deve emanare un decreto in base al codice della navigazione. Decreto che al momento non c'è. Quindi i porti italiani sono aperti e se una nave volesse attraccare non potrà impedirlo senza commettere un illecito. Pronta la replica del ministro chiamato in causa, il grillino Danilo Toninelli. Nessuna autorità portuale italiana, scandisce, può arrogarsi prerogative che travalicano le sue funzioni amministrative. Darò mandato agli uffici del Ministero di valutare accertamenti disciplinari. Non ho emanato decreti di chiusura dei porti perché non serve, non essendo alcun porto italiano interessato alle operazioni. Ancora più dura la reazione dei leghisti veneti, con il consigliere regionale Alberto Semenzato che accusa le autorità portuali di fare politica. Mi sono giunte voci che anche quello di Napoli e quello di La Spezia, mi sembra, sempre le autorità portuali abbiano detto le stesse cose praticamente di Musolino. Di conseguenza credo questa sia una linea politica più che marittima, come è stata la linea dei sindaci disobbedienti. Adesso avremo anche le autorità portuali disobbedienti. Una posizione considerata inaccettabile dall'esponente della Lega. Siccome io so, e penso non so soltanto io, dei ministeri hanno preso delle posizioni, io credo che i signori, invece di twittare e perdere tempo a twittare, dovrebbero fare quello per cui sono pagati. A difesa di Musolino si schiera invece il deputato veneziano del PD Nicola Pellicani. Bene ha fatto il presidente del porto Musolino a ricordare quello che prevede la legge. Stiamo parlando di 49 esseri umani che da 16 giorni sono in alto mare e di 26 stati europei che stanno dimostrando zero umanità. Questo è quello che sta succedendo e il presidente del porto non ha fatto altro che ricordare quello che stabilisce la legge, cioè il porto è aperto e tutti i porti italiani devono essere aperti ad accogliere persone in difficoltà come quelle che sono adesso in mare aperto. Subdolo, vigliacco e violento sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna di Antonio Ascione per l'omicidio dell'ex moglie Mariarca Menella, Musile di Piave. Ha investito con l'auto un uomo di 56 anni che stava attraversando la strada, ferendolo gravemente. Poi, come se nulla fosse, è andata con il fidanzato al supermercato. È stato identificato il pirata della strada che sabato pomeriggio ha travolto un pedone in centro a Resana. È una ragazza di 23 anni, residente in un comune limitrofo. Era alla guida di una Y10 intestata ad un familiare. A 3 ore dall'incidente la polizia locale della Marca Occidentale, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza di un passante, è riuscita ad identificarla. Una ad una sono state controllate le vetture transitate per quell'incrocio sulla Castellana fino ad arrivare all'auto pirata. In un primo momento la giovane ha negato il coinvolgimento nel sinistro. Alla fine, messa alle strette dagli agenti, ha confessato le proprie responsabilità nell'investimento dell'uomo, tuttora ricoverato all'ospedale di Treviso. Ha riportato serie lesioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La donna è stata denunciata a piede libero per fuga, omissione di soccorso e lesioni e rischia da 3 a 6 anni di reclusione.
reclusione, la patente gli è stata ritirata e verrà sospesa da 1 a 3 anni. Il sindaco di Resana, Stefano Bosa, ringrazia la polizia locale per la risoluzione tempestiva del caso. Resta la preoccupazione per il fatto che la giovane alla guida non si sia fermata a prestare soccorso, andandosene a fare shopping come se nulla fosse accaduto. Bisogna lavorare, conclude il primo cittadino, per alzare il senso civico di questi ragazzi. Ecco, evidentemente c'è stato un errore, questo era il servizio relativo alla pirata della strada che è stata individuata e denunciata dalla polizia locale per l'investimento a Resana. Vediamo ora il servizio sulle motivazioni della sentenza di condanna di Antonio Ascione per l'omicidio dell'ex moglie Mariarca Menella. Ascione ha colpito la povera Menella in modo a dir poco vigliacco. Se l'azione è stata caratterizzata dalla viltà, il comportamento successivo, l'invio di una lettera alla figlia col PIN del telefono della mamma per consentirle di controllare la nuova relazione, si connota per riprovevolezza non solo morale, perché incide anche sul danno che era già stato provocato ai figli. Sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale Antonio Ascione lo scorso 4 ottobre è stato condannato a 20 anni di reclusione con rito abbreviato per l'assassinio dell'ex moglie 38enne Maria Archetta Mennella a Musile di Piave. Secondo i giudici il pizzaiolo non ha agito con animo freddo quella mattina del 23 luglio 2017 in cui si è consumato il delitto. Un verdetto che sarebbe potuto essere più pesante se la legge sull'inapplicabilità dell'abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo approvata lo scorso novembre non fosse giunta troppo tardi e che fa crescere la rabbia tra i familiari di Mariarca. La giustizia italiana è una vergogna che dopo che una persona dove esiste il rito abbreviato si deve togliere di mezzo questa parola, non deve proprio esistere più, perché uno che ammazza una persona deve marcire in prigione, non è che tra riti abbreviati, tra promozioni, premiazioni e tutte queste cose che ci sono intorno, noi fra 10 anni già facile che uno lo vede per strada. E una persona non solo deve avere il danno, ma pure la beffa, perché la giustizia italiana ci prende in giro. Non è vero che la legge è uguale per tutti, non è vero questa cosa. Siamo delusi e siamo abbandonati da questa giustizia. A pesare sul verdetto è stato il mancato riconoscimento di 2 aggravanti, i futili motivi e la premeditazione. È un vigliacco. È falso, è stato sempre una persona falsa, sempre. Quando noi in casa nostra l'abbiamo, a quell'inizio che ha conosciuto a mia sorella, l'abbiamo accettato in casa, mio padre lo trattava come uno di famiglia. Ancora un incidente stradale sulle strade del Veronese, tragedia nella notte in Valpolicella, un uomo alla guida dell'auto è uscito di strada ribaltandosi sulla provinciale 34 in località Prognolla, Marano. Il conducente è stato ritrovato questa mattina intorno alle 8 da dei passanti che hanno dato l'allarme, purtroppo era già privo di vita probabilmente da qualche ora. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri e la polizia municipale di Marano, di Valpolicella. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, ci rivediamo tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Sono 8 i padovani finiti nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Pordenone su fatture false. Sentiamo. Un giro di fatture per forniture inesistenti per oltre 5 milioni di euro, 311 lavoratori irregolari, 5,4 milioni di euro sottratti alla tassazione, contributi e ritenute non versate per 625 mila euro, 8 persone indagate, tutte padovane, e un sequestro preventivo di beni e titoli di credito per 4 milioni e 50 mila euro. La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto una frode milionaria ai danni dello Stato, attuata dagli amministratori padovani di una cooperativa. Era una mera cooperativa contenitrice di manodopera, priva di strutture aziendali e di beni, che allocava la manodopera stessa con contratti di appalto che venivano però oggetto di preventiva stipula da parte di un altro soggetto giuridico, per le quali venivano emesse le fatture, senza però poi ottemperare versamenti dell'IVA grazie all'abbattimento del reddito
posti in essere con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le fatture false si riferivano a pagamenti per prestazioni mai avvenute in cantieri avviati in Russia e in Serbia e per l'acquisto di macchinari industriali risultati inesistenti. Questi costi fittizi permettevano alla Coop di abbattere il reddito generando a suo favore finti crediti IVA. Le indagini si sono poi soffermate sulla imponente manodopera al servizio della società. La sua forza lavoro che è risultata sostanzialmente sottopagata in violazione del contratto nazionale e per la quale tra l'altro non versavano i contributi, tenendo conto che vi era un sistemico ricorso a indennità di trasferta risultate poi del tutto parimenti inesistenti. Tra il 2014 e il 2016 la cooperativa aveva più che raddoppiato il suo fatturato. Inspiegabili però gli aumenti di stipendio riservati solo ad alcuni soci, passati da 1.500 euro mensili fino a 70.000 euro annui. Il sequestro preventivo per un importo di 4.050.000 euro, pari cioè alle imposte evase, è stato eseguito su contanti, immobili e beni preziosi. Significativo il sequestro di 50.000 euro in contanti trovati nel garage di uno degli 8 indagati. Le indagini proseguono. Parliamo ora di smog perché anche Treviso è costretta ad inasprire i blocchi secondo l'ordinanza contenuta nell'accordo del bacino padano, e da domani stop anche alle auto diesel Euro 4, sotto accusa i Panevin dell'Epifania. Sentiamo. Neanche il tempo di ritornare in vigore dopo la sospensione per le feste, che l'ordinanza antismog viene immediatamente inasprita dopo ripetuti giorni di sforamento della soglia tollerata di polveri sottili nell'aria. Con il picco della notte dei Panevin, da domani l'allerta da verde passerà ad arancione, con il risultato che dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare nel territorio comunale di Treviso le auto a benzina Euro 0 e 1, le diesel da 0 a 4 e i furgoni da Euro 0 a 3. Abbiamo 4 sforamenti consecutivi e quindi dobbiamo passare a livello arancione. Questo secondo l'ordinanza che abbiamo recepito rispetto a quella che è la regione, e quindi in livello arancione anche gli Euro 4 diesel non potranno circolare per auto private. Fatto sta che nella notte dei falò da Treviso allo Pitergino le PM10 sono schizzate oltre i 300 microgrammi per metro cubo. Panevin quindi responsabili delle condizioni meteo di queste ore. In molti, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, puntano il dito contro i Panevin e chi li ha in qualche modo liberalizzati. Questo non è assolutamente vero, tanto è vero che abbiamo verificato alle 18 prima dei Panevin eravamo già in un livello di sforamento e siamo ritornati esattamente allo stesso valore il giorno dopo. Questo vuol dire che purtroppo le condizioni climatiche sono quelle che sono in questo momento, con una forte inversione termica, e saremmo comunque stati nella situazione arancio nonostante i Panevin. C'è da fare i conti con un problema ben più vasto, prosegue l'assessore, e cercare di affrontare il nodo inquinamento con soluzioni radicali, soprattutto sul fronte degli impianti di riscaldamento. Nel frattempo non rimane che adeguarsi. Da verificare, e suggerisco a tutti di verificare le deroghe che sono previste nell'ordinanza, che sono reperibili tramite il nostro sito internet. Suggerisco a tutti i cittadini peraltro di registrarsi al sito SMS, che li avviserà immediatamente quando ci sarà rientro all'allerta verde. Ed era questo l'ultimo servizio per il telegiornale del Veneto. Vi ricordo gli appuntamenti con la nostra prima serata, 20:10 torna subito dopo i TG, e questa sera si parlerà di acqua e gas, occhio alle truffe. Poi, come ogni lunedì, torna dopo la pausa natalizia Ring, reddito agli stranieri e sindaci in rivolta. In studio con Ferdinando Avarino, Alessandro Bisato del Partito Democratico, Enrico Zanetti, ex viceministro, l'onorevole Dimitri Coin della Lega e Raffaele Frega di Forza Italia. Grazie per essere stati con noi. Dunque vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con foschie e locali nebbie sulle pianure, specie sulla parte centro-meridionale, spesso fitte e persistenti durante l'arco della giornata. Temperature minime tra gli 0 e 2 gradi, massime comprese tra 1 e 5 gradi.
Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza coperto con possibili deboli piogge sparse in tutti i settori. A nord possibili deboli nevicate sparse fino a fondovalle. In serata schiarite e probabili nebbie con possibili locali formazioni di ghiaccio. Temperature minime oscillanti tra gli 1 e 2 gradi, massime comprese tra i 3 e 6 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, sui confini alpini saranno possibili locali nevicate a bassa quota. Temperature minime tra i -2 e -4 gradi, massime oscillanti tra gli 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.